Cercheremo di fare in modo che tutto quello che si può aprire venga aperto nel più breve tempo possibile. Ovviamente in una logica di ragionevole sicurezza che serve a tutti. L'obiettivo del governo è quello di accelerare le aperture e farlo accanto alle regioni. Questa è la rassicurazione che arriva dal Viminale nel primo giorno della fase 2. Insomma, soluzioni differenziate per i singoli territori a seconda delle rispettive curve epidemiologiche. Se una regione, posso immaginare la nostra, sta sotto quella soglia, verrà data la possibilità, d'accordo con il governo, perché i presidenti di regione vanno aiutati in queste scelte, non abbandonati, non si tratta di scaricare niente addosso a Zaia, ma con il governo Zaia potrà anche ben prima del primo di giugno, che era stata una data buttata là per i ristoratori e i parrucchieri, poter arrivare invece a delle aperture. Nei giorni delle grandi proteste e dei flash mob che percorrono il Veneto in lungo e in largo, le parole di Variati hanno un peso specifico, così come le rassicurazioni in vista dell'approvazione del nuovo decreto maggio. Ciò che si dice di dare ai cittadini deve arrivare nelle tasche dei cittadini. Non può e non deve esserci né burocrazia dello Stato né burocrazia da parte delle banche. E quindi nel decreto ci saranno anche degli accorgimenti proprio perché dobbiamo rimediare a quel meccanismo che si è inceppato. Altro capitolo i controlli con la nota del Viminale che ha chiesto alle prefetture di essere elastiche nel condurre i cittadini in questa fase 2. Con grande equilibrio, con grande sobrietà, se mi consente con grande amore verso i cittadini che stanno attraversando uno dei momenti più difficili che la nostra storia abbia mai avuto.